chili di droga e €500.000 gli ulteriori sequestri in abitazione e garage dei nuovi indagati nell'operazione Tsunami, l'indagine di Carabinieri e Guardia di Finanza. L'ULSS 3 Serenissima rassicura la cittadinanza, spiega che cosa sta accadendo con il coronavirus e prepara la comunità ad affrontare un'eventuale emergenza. Pluriomicida russo arrestato dai carabinieri a Noventa di Piave, volevo fare shopping all'outlet, al momento del fermo avrebbe detto su di lui un mandato di cattura internazionale. Installati 34 sistemi di conto a persona a Venezia, partiranno in via sperimentale con il carnevale, prevedono a che ora i pedoni arrivano per deviarli in un'altra zona. Nasce un nuovo sistema per monitorare lo stato di circa 800 ponti e cavalcavia gestiti da Veneto Strade, presentato nella sede della società con l'assessore regionale De Berti. Non ci sarà nessun esubero, tutti salvi 25 posti di lavoro tra l'ospedale San Camillo e la casa di riposo degli Alberoni al Lido di Venezia. Strana sparizione dei mattoncini della cinta muraria a lungo via Naritti, dimora del 1600, tra i luoghi del cuore del file, sindaco, indagheremo. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli: continuano ad emergere dettagli sull'operazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza che ha dato un duro colpo allo spaccio e al consumo di droga a Chioggia. 20 kg di droga e €500.000. Sono ulteriori sequestri effettuati dai carabinieri in abitazioni e garage di alcuni indagati nell'operazione Tsunami, che si aggiungono a quelli effettuati precedentemente con numeri importanti. 25 custodie cautelari e sequestri di beni per €7 milioni. Indagine di carabinieri e Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di una banda dedita allo spaccio a Chioggia e nelle province di Venezia e limitrofe. Abbiamo cristallizzato l'operato di un gruppo di pusher che stabilmente riforniva tutto il Basso Polesine e la città di Chioggia, imponendo quasi un vero e proprio cartello per l'acquisto della sostanza, anche imponendo un po' quelle che erano le sostanze da vendere, perché per esempio si sono concentrati molto sulla cocaina, ma hanno anche permeato il mercato di altre sostanze come la marijuana e l'hashish proprio per saturarlo e anche indurre magari al consumo gli acquirenti. Nello specifico, in quest'ulteriore perquisizione sono stati trovati 6 kg di cocaina in 3 garage di Raffaele D'Ambrosio. Era nascosta all'interno di un'auto e in alcuni borsoni. 9 kg di marijuana invece in un garage a disposizione di Alessandro Carrisi, che si sommano agli altri 4 sequestrati a Christian De Pascalis, arrestato in flagranza. E poi il denaro. Tra gli indagati, Marco Di Bella nascondeva €70.000 in contanti in una cassaforte all'interno di un'abitazione, oltre ad altri €170.000 dentro 3 beauty case in un'auto abbandonata. Sempre all'interno di beauty case, D'Ambrosio conservava €60.000, cui si aggiungono i €40.000 trovati in una cassaforte di proprietà di Sandro Furlan. Sommati ad altro contante, il computo totale supera il €500.000. L'ULSS 3 ha incontrato la stampa per affrontare la questione coronavirus, dalle precauzioni alla situazione nella nostra regione, ma soprattutto per comunicare alla cittadinanza che sono pronti per affrontare un'eventuale emergenza. Siamo assolutamente pronti, preparati ad affrontare qualsiasi evenienza che riguardi il coronavirus, così come da indicazioni regionali. Abbiamo attivato i nostri gruppi di lavoro aziendali per poter rispondere al meglio alle esigenze della nostra gente. Non c'è assolutamente problemi di avere chissà che paure o tensioni o preoccupazioni. L'ULSS 3 rassicura la cittadinanza e spiega che cosa stia accadendo con il coronavirus, un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie. Esiste un'organizzazione che tutte le ULSS sono adatte, per le quali chiunque possa entrare in un criterio molto particolare di caso sospetto e quindi venire da determinate aree, avere una sintomatologia importante, viene preso in carico dalla struttura sanitaria, isolato, studiato, in maniera tale da poter dire hai o non hai questa patologia. Solo nel caso ce l'avesse vengono presi in carico i suoi contatti, cioè chi ha avuto veramente dei contatti stretti, ma stretti vuol dire tossirsi da vicino, parlarsi molto da vicino, okay? Con una persona che, non una qualunque, una persona che negli ultimi 14 giorni è stato nella famosa zona rossa cinese. L'azienda sanitaria sta costruendo una fitta rete perché tutti possano essere preparati.
abbiamo ritenuto importante incontrare i sindaci, l'abbiamo fatto martedì, e di continuare in questi incontri di informazione, di scambio di opinioni, di dialogo con le associazioni di categoria, parlo di albergatori per esempio, e con i medici in particolare, sia di medicina generale che per pediatri di libera scelta o guardia medica. Sono incontri che faremo nei prossimi giorni. È poi importante ricordare le norme basilari di protezione. Il galateo è figlio dell'igiene. Il galateo è un modo di comportarsi bene, avere rispetto degli altri, quindi anche di se stessi. Quindi le norme che noi normalmente indichiamo in questo periodo dell'influenza, quindi lavarsi le mani con più frequenza. Starnutire non con la mano, ma avendo un fazzoletto che si butta via, se usa getta, o si lava se invece non è usa getta. E se non lo si ha, tossire col gesto di utilizzare il gomito, okay, sono già delle prime piccole manovre che aiutano a diminuire la diffusione dei germi. Siamo ora alla cronaca. Pericoloso latitante pluriomicida russo ricercato a livello internazionale, arrestato a Noventa di Piave dove voleva fare shopping. Ai carabinieri al momento dell'arresto ha detto che si trovava a Noventa di Piave per far shopping presso il noto outlet. Si trova ora in carcere a Venezia in attesa dell'estradizione verso la Federazione Russa. Il 51enne pluriomicida russo, latitante, ricercato in tutto il mondo. Sono state proprio le sue generalità fornite in albergo a Noventa a far scattare l'allert della banca dati delle forze dell'ordine, mentre risultava che nella stanza accanto alla sua c'erano alloggiati moglie e figlioletto. Lui è segnalato come soggetto ricercato in tutto il mondo e potenzialmente pericoloso. Il latitante russo sarebbe infatti membro di un gruppo criminale attivo nella zona di Mosca. Secondo la magistratura russa sarebbe lui ad aver organizzato un omicidio compiuto nel 2012 in un appartamento nella città di Ramenskoe, in cui furono uccise ben 4 persone, una coppia e 2 ignari ospiti. L'uomo, pur non essendo tra gli esecutori materiali dell'omicidio, figurerebbe come tra coloro che lo hanno progettato. Omicidio maturato forse per denaro e legato alla vendita di terreni sempre in Russia. Con il carnevale alle porte, al via i contapersone a Venezia. I contapersone che dovrebbero cominciare a dare i primi dati per carnevale. Devo dire che sono stati dei buoni incontri, ieri eravamo sul palco anche di San Marco per il carnevale e abbiamo fatto vedere che macchina organizzativa abbiamo. I 34 sistemi di controllo che permetteranno di contare quante persone transiteranno nei punti caldi della città verranno attivati in via sperimentale con il carnevale. Macchina organizzativa che per quanto attiene ai contapersone vede un sistema misto tra sensori, telecamere e wifi per monitorare costantemente la situazione con un rilascio di dati ogni 25 centesimi di secondo. Informazioni che una volta elaborate dai software dedicati raccontano della densità di persone presenti in un preciso momento e la loro velocità di movimento. Sarà così possibile prevedere a che ore i pedoni arriveranno in un determinato punto critico e deviarli in un'altra zona, in modo da non intasare o bloccare la circolazione pedonale, visti gli afflussi eccezionali che si spera arrivino con il carnevale e con cui la città auspica di risollevarsi dopo la batosta acqua grande e coronavirus, dice la Mar. Il carnevale ha una sua specificità, nel senso che il carnevale è legato ai weekend. Prima del coronavirus le prenotazioni erano discrete, adesso vediamo cosa succederà. Chiaramente il turismo ne ha risentito dell'acqua grande e poi ha risentito anche del coronavirus. Vediamo. Presentato questa mattina nella sede di Veneto Strade il nuovo sistema di monitoraggio di ponti e gallerie. Nasce un nuovo sistema per monitorare lo stato dei circa 800 ponti e cavalcavia gestiti da Veneto Strade. È stato presentato nella sede della società alla presenza dell'assessore regionale De Berti. Consiste in una serie di apparecchi, estensimetri, inclinometri, termometri, flessometri, che vengono installati sul ponte e che con le due applicazioni che noi stiamo seguendo o singolarmente trasmettono il dato oppure nel sistema cablato trasmettono i dati a una centralina che c'è sotto il ponte praticamente, che a sua volta trasmette i dati
alla casa madre, diciamo, per poi elaborarli e verificarli. Intendiamo finire il catasto, chiamiamolo strade, entro fine di quest'anno, entro fine 2020. Dopodiché verranno scelti i ponti più critici in cui applicare il sistema di monitoraggio, perché sui 494 ponti che abbiamo in gestione non possiamo applicarlo in via generalizzata, ma sui ponti che verranno scelti perché hanno delle problematiche particolari rispetto agli altri, diciamo che entro fine 2022 2021, metà 2022 potrebbero essere installati tutti. Il progetto è in collaborazione con l'Università di Padova e tra i fondi già stanziati dalla Regione e quelli che arriveranno si parla di 30 milioni di euro. La sicurezza stradale per la Regione Veneto è un obiettivo fondamentale e è anche uno degli obiettivi del piano regionale dei trasporti e abbiamo intenzione di far diventare questo stanziamento di 5 milioni all'anno uno stanziamento strutturale. Sicuramente questi 15 milioni avvieranno questo progetto, ma poi i 5 milioni annuali saranno necessari per poter dare garanzia di sicurezza stradale ai cittadini. Ad essere monitorati però non saranno solo ponti e cavalcavia. Noi abbiamo 60 gallerie in gestione in provincia di Belluno e anche quelle vanno monitorate perché anche quelle possono costituire un potenziale pericolo per gli utenti della strada. Sulle gallerie stiamo sottoscrivendo un protocollo d'intesa con ANAS per uniformare i sistemi di monitoraggio. Ed ora andiamo a Mira con la strana sparizione dei mattoncini della cinta muraria lungo via Naritti, dimora del 1600, i 3 luoghi del cuore del FAI. Chi ha sottratto nel tempo i mattoncini della cinta muraria alle mie spalle di Villa Levi Morenos, edificio del 1600 e quindi di grande pregio storico? Se lo chiedono in tanti qui in via Naritti a Mira e per questo ci hanno scritto. Il presunto furto a carico di questa meravigliosa villa che dalla centrale via Nazionale si può ammirare nella sua interezza e tra i luoghi italiani del FAI da non dimenticare, tra le dimore del cuore da preservare e tutelare come previsto dei vincoli della Soprintendenza dei Beni Culturali. Noi ci passiamo davanti, ma vede qua adesso è in piedi per miracolo, di là è caduta, l'hanno tirata su è una villa antica. Per questo abbiamo chiesto conto direttamente al sindaco. Abbiamo raccolto la segnalazione, adesso anche noi faremo le nostre verifiche. Certamente il muro abbiamo visto che ha perso dei mattoni, quindi andiamo a cercarli. La spiegazione più logica è che qualcuno, approfittando della naturale confusione dovuta ai cantieri dei recenti restauri del comune, sia riuscito abilmente a sottrarli senza dare nell'occhio. Questa è una delle tante situazioni di decadenza dei nostri monumenti, delle nostre ricchezze storiche dell'Italia, purtroppo è così. Villa Levi Morenos, acquistata negli anni 90 per oltre 3 miliardi di vecchie lire, è stata aperta al pubblico per un solo giorno, nel 2002. Mattoncino dopo mattoncino, la cinta muraria si è abbassata, come vediamo dalle immagini. Dopo quasi 20 anni, riaperti solo di recente al pubblico i preziosi giardini, ornati di mirabili statue e fitto mistero. È un giardino all'italiana, accessibile, quello di fronte diciamo, alla strada principale, dove se si potesse vedere dall'alto si vedrebbero anche delle bellissime note musicali disegnate con il bosso, quindi io consiglio a tutti, se sono a Mira, di farci anche una passeggiata. Torneremo a monitorare il blocco della sparizione degli storici mattoncini della cinta muraria. In questo modo riusciremo a mettere in sicurezza tutto il perimetro del muro, perché altrimenti c'era il rischio che potesse crollare tutto. Chiaramente i mattoni, no? Sono importanti, bisogna anche però saperli mettere insieme e soprattutto mantenerne la storicità. Sopralluogo dell'assessore comunale alle politiche sociali Simone Venturini nel cantiere, che darà un nuovo lustro alla struttura che accoglie i più bisognosi, un restauro da 890.000 euro. Tra circa 2 mesi la nuova casa dell'ospitalità di via Santa Maria dei Battuti a Mestre sarà pronta per essere inaugurata dopo il restauro. Da tanti anni, almeno 20-30, c'era bisogno di un intervento strutturale sulla casa dell'ospitalità che desse finalmente una nuova impronta, che superasse il dormitorio e che si lavorasse su camere singole o doppie. L'intervento di restauro è costato 890.000 euro, di cui poco meno della metà, 415.000,
provenienti da fondi Paul-FESR della Regione Veneto. Il cantiere riguarda sia la parte interna che quella esterna della struttura. A breve verranno realizzati nuovi serramenti in PVC e stanno rivedendo tutta la parte del tetto e delle lattonerie e sono quasi pronte tutte le camere del piano primo. La nuova casa dell'ospitalità, come ha ricordato anche Paola Bonetti, presidente della Fondazione Casa dell'Ospitalità, continuerà a stare al fianco dell'Emporio Solidale interno all'edificio e altro importante presidio sociale per le persone bisognose del territorio. Siamo a metà dell'opera, come vedete il cantiere è in corso e nel giro di un mese / 2 potremo essere in grado di inaugurare la nuova Casa dell'Ospitalità, che sarà quindi uno spazio completamente rinnovato all'insegna del sociale e dell'inclusione. Quindi un grande passo avanti per la Casa dell'Ospitalità e un'occasione di riscatto anche per un mondo che ha tanto bisogno di nuovi spazi. Continuiamo con la cronaca. Incendio all'interno della villetta di via Badoer 15 a Favero Veneto, poco prima delle 11, a innescare il rogo un cortocircuito partito dalla lavastoviglie. Nessuna persona è rimasta coinvolta, visto che le fiamme si sono sviluppate mentre in casa non c'era nessuno. A dare l'allarme i passanti che hanno notato il fumo nero venire fuori dalla villetta. I pompieri arrivati da Mestre con un'autopompa, un'autobotte, un'autoscala e 9 operatori sono riusciti in breve a spegnere le fiamme che hanno interessato principalmente la zona cucina, danni da fumo all'intera abitazione. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio. Si conclude positivamente l'avvertenza iniziata qualche giorno prima di Natale che metteva in pericolo 25 posti di lavoro tra l'ospedale San Camillo e la casa di riposo degli Alberoni al Lido di Venezia. La soddisfazione dei sindacati. Non ci sarà nessun esubero, sono tutti salvi i 25 posti di lavoro tra ospedale IRCS San Camillo e casa di riposo Stella Maris degli Alberoni al Lido di Venezia. Ospedale San Camillo ha passato in mano alle suore Mantegate di Pistoia in sinergia con l'ospedale Villa Salus e la cooperativa sociale Codes, che ha in gestione la casa di riposo, hanno trovato l'accordo. In pratica si distribuiranno nelle assunzioni i lavoratori a scavalco che svolgono mansioni utili ad entrambe le strutture. Il risultato è stato che ci hanno indicato che tutti i 25 operatori trovano occupazione, quindi distribuendoli sia per la Codes sia per quanto riguarda San Camillo. San Camillo ha fatto uno sforzo notevole nell'assorbire questo personale e per cui a questo punto il cerchio si chiude nella maniera più positiva possibile, in quanto nella realtà del Lido non ci saranno esuberi. Si conclude così, nel migliore dei modi, il delicato passaggio di proprietà delle due strutture, sanitaria ed assistenziale, dopo la cessione dei padri Camigliani. Quello che ci poniamo adesso e che vorremmo che si creasse come prospettiva in futuro è di un piano di rilancio per quanto riguarda le attività, per quanto riguarda soprattutto la ricerca, che diventa fondamentale soprattutto per il San Camillo, perché è sempre stata un'eccellenza. Ci aspettiamo quindi adesso di vedere quali sono le intenzioni e la progettualità per il futuro, perché vorremmo adesso parlare di rilancio di queste strutture. 7 persone bloccate dalla Polfer nel giro di poche ore. Una donna straniera stava viaggiando a bordo di un treno quando il capotreno le ha chiesto di esibire il biglietto e lei, che ne era sprovvista, ha reagito con violenza colpendolo al volto. Il personale di bordo ha quindi allertato la polizia, che ha raggiunto la donna e l'ha denunciata. Stessa sorte per altri 2 passeggeri, un 40enne italiano e un 20enne straniero, anche loro senza titolo di viaggio. In questo caso i 2 non hanno voluto fornire le proprie generalità al controllore e quindi sono stati
denunciati. A Marghera invece la Polfer ha denunciato un albanese con precedenti dopo aver identificato come l'autore di una serie di furti di bagagli avvenuti nei treni in sosta nella stazione di Mestre. Il ladro aveva addosso una somma di 20.000 yen in contanti risultati rubati poco prima ad un turista giapponese che aveva sporto denuncia del furto dei propri bagagli. Alla Venezia è stato bloccato un 30enne austriaco per un furto commesso all'interno di un bar. Infine 2 persone di nazionalità romena sono state denunciate per violazione del DASPO urbano e per violazione del divieto di ritorno nel comune di Venezia. Sopralluogo in Isola con il sindaco Brugnaro per il direttore del TG di La Sette Enrico Mentana e del Corriere della Sera Luciano Fontana, consegnato il ricavato della mobilitazione degli italiani dopo l'acqua alta drammatica del 12 novembre. Le nuove pompe idrovore sono state acquistate e sono già arrivate a Pelestrina. È questo il primo risultato della raccolta fondi per Venezia, promosso in prima persona dal direttore del telegiornale di La Sette Enrico Mentana, che ci ha messo la faccia, dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e da quello del Corriere Veneto Alessandro Russello. Provando le pompe per spiegare un po' l'importanza di questa iniziativa. Sono fondamentali proprio per un'ulteriore protezione di emergenza. C'è un sistema idraulico che abbiamo ripristinato e chiaramente queste pompe che sono state comprate e donate verranno utilizzate per dare maggiore sicurezza nel caso in cui ci fosse una mancanza di rete elettrica. Sopralluogo a Pelestrina, dunque, dei 3 direttori che hanno consegnato al sindaco Brugnaro un assegno di 900.000 euro per la città di Venezia, che verrà impiegato nell'isola di San Pietro in Volta e Pelestrina. Pelestrina è un luogo speciale di Venezia, la prima frontiera, la prima difesa a mare della città di Venezia. Ed è stata Pelestrina che ha pagato un prezzo molto alto in occasione di questa acqua straordinariamente purtroppo devastante per la città. È giusto che da Pelestrina si riparta proprio per difendere Venezia. Naturalmente soddisfatto anche il delegato del sindaco alle isole Alessandro Scarpamarta. Sono stati raccolti 900.000 euro che andranno specifici per l'isola di Pelestrina, in questo caso per l'acquisto di 10 pompe idrovore, che sono quelle che stanno sotto le stazioni di sollevamento, e 15 generatori che serviranno in caso di emergenza. Un grazie particolare di cuore anche a tutti i cittadini dell'isola di Pelestrina per le continue segnalazioni. E adesso al Museo di Altino con le ultime novità grazie alla rinnovata collaborazione internazionale con la Croazia ed il progetto Historic nel 2019 aveva già permesso l'allestimento della mostra attiva Antenati Altinati, ancora visitabile negli spazi del museo. Con l'anno nuovo però la sinergia si rinsalda nell'ottica dell'inclusione e della fidelizzazione del pubblico del territorio, con particolari attività di formazione dedicate agli studenti delle scuole e delle università attraverso l'organizzazione di workshop, laboratori didattici o incontri formativi nei musei coinvolti nel progetto stesso. Siamo arrivati quasi al termine, vi ricordo questa sera il nostro programma 20:10, parleremo del giorno del ricordo con Pietro De Cleva, esule istriano dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. E questa era l'ultima notizia per Venezia, grazie davvero, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Situazione meteorologica stabile per effetto di un anticiclone che insiste sul nostro territorio. Il dettaglio di sabato 8 febbraio. Sul Veneto ampio soleggiamento dappertutto, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori, salvo per locali foschie al mattino sulla bassa pianura. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 7 e 11 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole un po' su tutti i settori, infatti non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime sopra lo 0 solo a Trieste, valori massimi invece tra 10 e 11 gradi.
Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui il sole sarà prevalente con poche nubi a carattere sparso un po' su tutti i settori. Temperature minime fino a -4 gradi, massime invece tra 9 e 12 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.